Buon pomeriggio da parte di Franco Segreto, siamo arrivati a lunedì 20 luglio 2020 con Replay che si occupa di calcio, del calcio calabrese, in particolare della Serie B, con i risultati del Crotone che ha pareggiato in casa venerdì sera contro la Salernitana per 1-1, un passo dalla Serie A. Nel prossimo turno dovrà giocare a Livorno e quasi certamente lì o certamente insomma festeggerà la Serie A. Invece ha vinto il Cosenza in trasferta a Trieste contro il Pordenone, ne avevamo parlato la settimana scorsa con i nostri ospiti. Il Cosenza praticamente dopo la bella vittoria in casa contro il Perugia si è ripetuto a Trieste contro il Pordenone di Tesser con lo stesso risultato 2-1. Di questo e di altro parleremo con i nostri ospiti, grazie a Gianluca Gagliardi, Grazie a te, buonasera a tutti. Allenatore del Cosenza e della Triestina, grazie a Gigi De Rosa, un gradito ritorno tra di noi, grazie Gigi, buonasera, grande, arrivano già i messaggi, non ti vedevamo da un bel po' in televisione eccetera eccetera. Gigi lo ringraziamo per aver accettato l'invito e torna dopo 7-8 mesi con noi Alessandro Russo, poi ci dirà buonasera. Alessandro Russo della Gazzetta dello Sport. Guarda che più tardi avremo il tuo caporedattore, avremo Nicola Binda che ci dirà qualcosina e quindi gli ho anticipato che saresti stato ospite con noi. Del calcio italiano, quindi del giornalismo del calcio italiano. Io ringrazio Luca Chito in regia e Massimo Fino che guida le camere e direi di andare a vedere subito i risultati di questa giornata di campionato in Serie B con la relativa classifica generale. Ecco i risultati: Benevento Livorno 3-1, Cittadella 1 Ascoli 2, poi pari tra Crotone e Salernitana 1-1, ad Empoli Lentella ha vinto per 4-2, poi Juve Stabia Chievo Verona 3-2, di questa partita poi ne parleremo più in là perché insomma ci sono state un po' di critiche, tra virgolette, una partita un po' chiacchierata. Perugia Cremonese 0-0, Pescara Frosinone 1-1, poi Pisa batte Trapani 3-2, a Pordenone come dicevamo il Cosenza ha vinto per 2-1 e alla Spezia anche questo un risultato particolare, gol di Aramo su calcio di rigore dopo un fallo di mano di Nzola. 1-0 per una classifica generale che vede al comando, lo abbiamo detto ormai da tempo, il Benevento che ormai in Serie A gioca, caro Gigi De Rosa, la squadra di Pippo Inzaghi per divertirsi in questo periodo, no? Benevento 80, poi Crotone 62, Spezia 56, Pordenone 55, Frosinone 53, Cittadella 52, Salernitana 51, Pisa 50, Empoli 48, Chievo Verona 47 insieme a Lentella, 45 l'Ascoli, 44 Cremonese Venezia, 42 il Perugia insieme al Pescara, 41 la Juve Stabia, 37 il Cosenza, 35 il Trapani, 21 il Livorno. E allora mi dicono che abbiamo la prima telefonata, siamo collegati con la Gazzetta dello Sport a Milano e dovremmo avere con noi Nicola Binda. Pronto Nicola? Ciao Franco, buona giornata a tutti. Grazie, buon pomeriggio, grazie per aver accettato il nostro invito. Ecco, dicevo ad Alessandro Russo, dico, vi ritrovate insieme dopo un po' di mesi, almeno qui da noi. Buonasera Nicola, ciao. Ben sentito Alessandro, è un po' che non ti sento, speriamo di rivederci presto. Speriamo prestissimo, sì dai, è il momento, diciamo che il Covid non ci ha battuto, ci ha messo diciamo in calcio d'angolo, ma adesso noi rientreremo, speriamo dai, con determinazione. Si sta meglio lì, fidati. Allora Nicola, cosa vogliamo dire di questa zona bassa? Vabbè, il Crotone poi ne parleremo, abbiamo detto già che insomma è quasi con 2 piedi in Serie A e dovrà giocare a Livorno. Per quanto riguarda la zona più interessante, quella che riguarda il Cosenza, c'è tanta apprensione, tanta ansia tra la tifoseria. Voi della Gazzetta dello Sport l'avete inquadrata, l'altro giorno ho visto, insomma avete parlato, avete fatto un titolo sulla Juve Stabia, una partita un po' chiacchierata, l'ho detto prima, contro il Chievo Verona, al 76esimo vinceva 2-0, il Chievo poi si è avuto praticamente quella reazione fortissima della Juve Stabia, sediolini divelti, è successo di tutto e di più e poi è riuscito a portare a casa questa vittoria importante, la formazione di Fabio Caserta. Allora, inquadriamo la zona bassa della classifica. Sì, forse è la parte più interessante di tutto il campionato, visto che appunto il Benevento in Serie A, il Crotone può andarci venerdì, la lotta per i playoff è ristretta a poche squadre, semmai è interessante la lotta per conquistare le posizioni migliori. È sotto che si viaggia a un ritmo altissimo, l'ultimo turno è stato emblematico, se si pensa che delle prime ha vinto solo il Pisa che era fuori dalla zona playoff, tutti i punti li hanno fatti le squadre di coda, hanno alzato terribilmente la quota salvezza che sì, all'inizio si pensava fosse intorno a 45-46, ma adesso
tornare a parlare di quota 50 potrebbe essere esagerato, ma fino a un certo punto. Quota 50 storicamente per la Serie D è sempre stata la zona salvezza quando la Serie B aveva 22 squadre. Con 20 squadre, quindi meno giornate, la quota si abbassa, ma visto il passo che hanno le squadre dietro, come corrono, quelle che sono nei play-out almeno, bisognava anche quest'anno arrivare a 49-50 per sentirsi al sicuro. Quindi con tante squadre coinvolte e soprattutto qualche squadra che non ha mai preso in considerazione l'ipotesi di dover giocare per la salvezza, quindi in questo momento forse è quella meno preparata. E allora, vediamo i nostri ospiti. Io ho qui con me Gigi De Rosa, te lo ricorderai sicuramente, centrocampista Pescara, Bari, Cosenza, ha vinto un campionato a Cosenza. Poi c'è l'ex allenatore del Cosenza e della Triestina Gianluca Gagliardi e, come dicevo, Alessandro Russo, il nostro collega, che ringraziamo, abbiamo rivisto dopo un bel po' di mesi. Alessandro, per Nicola Binda. No, vabbè, io con Nicola volevo parlare un attimo proprio del Pisa, perché so che lui conosce molto bene la questione Pisa, del club, della società, della forza della squadra, una classica outsider, no? Nicola, costruita in silenzio, solida, e ora a un passo addirittura 2 punti in più dell'Empoli, che ha speso tantissimi soldi, ha rifatto la squadra a gennaio e tutti pensavamo che potesse addirittura risalire la china. Questo Pisa diventa un crocevia per il Cosenza e per la salvezza. Ti aspettavi che il Pisa potesse arrivare così in alto nel finale di torneo, Nicola? Ma quest'anno ci si aspettava tutto da tutte le squadre, quindi di cose veramente sorprendenti ce ne sono poche. Diciamo che tutte quante erano partite per fare campionato da protagonista. Certo, il Pisa è una neopromossa, quindi il primo obiettivo era quello di mantenere la categoria. Adesso che mancano 3 giornate e che la salvezza l'hanno praticamente in tasca, io credo che il Pisa abbia la mente libera e la condizione atletica necessarie, adatte, ideali per provare a giocarsi anche la qualificazione nei playoff. È una squadra che sta bene, è una squadra che nella partita con il Trapani ha vinto un po' a fatica perché sul 2-0 ha sprecato più volte l'occasione per chiudere la partita, si è fatta riprendere ma poi ha avuto ancora la forza per trovare il gol ed andare a vincerla. È una squadra che ha un attaccante informissimo come Marconi, che ha fatto mi sembra 13 gol, ma è una squadra che ha mandato in gol 19 giocatori e credo che fra Serie A e Serie B nessuno ha così tanti marcatori, quindi una squadra che il gol lo trova facilmente e che però magari dietro a volte concede qualcosa di troppo, ma di sicuro la cosa importante in questo momento è che ha la mente libera, non ha nulla da perdere e si vuole giocare fino in fondo la qualificazione ai playoff. Perugia, Pescara, Juve Stabia stessa insieme al Cosenza e al Trapani, il Livorno è già retrocesso, si giocheranno praticamente questo finale di campionato al Cardiopalma. Perugia esonerato Serse Cosmi, ha detto non fatemi parlare, è tornato Oddo con Stefano Fiore, cosentino, conosciamo tutti, è stato con noi ospite in una delle tante trasmissioni di replay qui a Teleeuropa. Santo Padre a 3 giornate dal termine decide di cambiare allenatore. Come e perché secondo te, Nicola? Sì, poi non hai citato Cremonese e Venezia che non sono squadre assolutamente al riparo, la stessa Entella, insomma lì ma anche il Chievo stesso che ha perso il treno, sono tutte squadre che tremano e che non si possono sentire tranquilli. Sì. A maggior ragione il Pescara e il Perugia, che erano partiti con ben altri traguardi, ben altri obiettivi, adesso dopo la ripartenza, dopo il lockdown, sono rimaste piantate, non sono riuscite a avere il passo giusto, la marcia giusta per agganciare il treno dei playoff e adesso hanno paura, non si aspettavano di doversi giocare la salvezza, adesso sono squadre più in difficoltà di tutti, non a caso sono le 2 che hanno cambiato allenatore. Ricordo che anche a Pescara è appena arrivato Sottil che ha fatto 3 pareggi e sta cercando di rimettere in piedi la baracca, e mentre a Perugia ieri c'è stato questo colpo di scena perché con Cosmi apparentemente non c'erano problemi, anzi c'era un buon rapporto con la società, però evidentemente questa classifica fa paura quando una squadra non è attrezzata, non è mentalmente pronta per giocarsi una salvezza, rischia poi alla fine di essere superata da squadre che invece hanno in testa l'obiettivo sin dall'inizio e che hanno forse una mentalità più adatta a questo tipo di battaglie. Sentiamo Alessandro, poi gli faccio io l'ultima domanda e poi lo lasciamo andare. Io volevo chiedere appunto del Cosenza, visto che l'abbiamo visto costruire, ne abbiamo parlato anche
fuori onda spesso con Nicola, è una squadra che, e mi ricordo che a una trasmissione qui Nicola disse che il Cosenza aveva bisogno di un secondo miracolo. Io mi ero permesso di dire proprio da questi schermi nel mese di ottobre che il Cosenza, se avesse raggiunto la salvezza, lo avrebbe fatto solo all'ultima partita del campionato. Adesso devo correggermi poco il tiro, se lo farà sarà uno spareggio. Un Cosenza costruito benino, ma secondo me incompleto. Nicola, condividi questa analisi? Ma io avevo detto che sarebbe un secondo miracolo perché l'anno scorso, perché guardavo la storia, insomma, vi ricordate come è arrivato in Serie B in maniera trionfale dopo aver chiuso al quinto posto in Serie C vincendo i playoff. L'anno scorso non ha mai lottato per la salvezza, quindi per una neopromossa è stato un campionato fantastico. Quest'anno bisognava ripetere un campionato del genere con delle rivali sicuramente tutte forti, cioè non è che il Cosenza era quella più debole delle altre, è che le altre squadre quest'anno erano tutte di un ottimo livello e quindi bisognava assolutamente dare il 110% per cercare di rimediare. Adesso la squadra dopo il lockdown è ripartita direi bene, è in forma, in tiro, ha dimostrato soprattutto in trasferta, e se deve avere dei rimpianti il Cosenza è stato per la prima parte del campionato, non sicuramente per quello che sta facendo adesso, nel quale sta giocandosi fino all'ultimo le possibilità di salvezza, però ripeto, siccome anche le altre pedalano e vanno forte, di più che vincere il Cosenza non può fare, se non, ripeto, avere dei rimpianti per i punti buttati via prima del lockdown. Grazie a Nicola Binda della Gazzetta dello Sport, grazie per la disponibilità, buon lavoro Nicola. Grazie a voi, buona giornata a tutti. Grazie. E allora cominciano ad arrivare un po' di WhatsApp, molti dicono bisogna vincere tutte le partite, ci dobbiamo credere, 3 vittorie, il Cosenza si salverà, cuori rossoblu, cuoricini, crediamoci. Primo giro, allora Gianluca Gagliardi, partiamo da te. Hai sentito Nicola Binda, naturalmente parleremo nella seconda parte con la collega poi di Crotone della Gazzetta del Sud, Claudio Berlingeri, di quello che l'aria che si respira a Crotone, però in questo momento, come dicevo, insomma, tiene banco il discorso della bassa classifica e del Cosenza qui in particolare. Sì, ha detto tutte le cose che, diciamo, che il campionato di Serie B ci riserva da sempre. L'anomalia è stata questa forzatura imposta dal Covid, che ha reso tutto poi un po' più, diciamo, non veritiero sotto certi aspetti, rimettendo in corsa tutte le squadre. Questo si va dalla Serie A a scendere per chi ha giocato, perché appunto vediamo risultati che vengono stravolti, diciamo, da 2-0 a 3-2, non solo Juve Stabia Chievo, ma è successo a Milano Juventus, quindi sì, non vorrei neanche fare tanti malpensieri, diciamo, al riguardo. La cosa positiva è l'anima che ha contraddistinto la nostra squadra negli ultimi anni, quell'anima fatta di umiltà, fame, sudore per la maglia, che va oltre i valori tecnici e tattici. La cosa negativa è che le altre stanno facendo altrettanto e di conseguenza tutto diventa più difficile, se non quasi miracoloso, perché dobbiamo sperare necessariamente nei risultati negativi delle altre e tu vincere sempre. Diceva Gigi De Rosa, anche le altre, voglio dire, bisogna tenere un occhio, guardare in casa propria. Sì, il Cosenza dovrà fare il massimo, ottenere il massimo in queste ultime 3 partite che restano, ripetiamo, 2 in casa contro Pisa e Juve Stabia, l'ultima è poi intervallata dalla trasferta di Empoli, però anche le altre, come diceva anche Nicola Binda, stanno accelerando. Come ha detto Nicola sono d'accordo, perché gli altri stanno andando bene e sono d'accordo perché il Cosenza ha perso un po' di punti nella prima parte di campionato, prima della pausa. Ora la squadra di Occhiuzzi, di Roberto, sta giocando, più di quello, come ha detto Nicola, non può fare. Forse c'è qualche rimpianto in casa con le 2 partite, Trapani e Ascoli, però io con l'Ascoli ho visto anche una buona partita, fino al gol non ha rischiato niente, giocava molto bene. Come ha detto Gianluca, io sono d'accordo perché giocando dopo è come se stai facendo un'altra preparazione, un inizio di campionato nuovo, hanno giocato ogni 3 giorni. Sì. La concentrazione
può essere anche massimale, ma non è sopportata dall'energia fisica. Quindi ecco, ci sono dei ribaltoni, delle situazioni, perché la mente ci può stare, però l'errore nei tempi ristretti, come perdere l'uomo, arrivi un attimo dopo a leggere la situazione, può capitare che in 5 minuti, in 10 minuti ti fanno. E quindi da qui anche i tanti infortuni. Anche, sono d'accordo. Come tu hai vinto il campionato a Cosenza, vivi da tempo a Cosenza, questo finale come lo inquadri? La squadra di Occhiuzzi come l'hai vista? Io te l'ho detto, la squadra di Roberto sto facendo, il Cosenza sto facendo bene, a Roberto bisogna fargli un plauso. 13 punti in 7 partite, c'è una media playoff. Ha fatto benissimo, la squadra non mi sta, anche a livello di gioco tattico, non mi sta dispiacendo, anzi sta facendo molto bene. Stiamo pagando, come ha detto Nicola, a rincorrere, la rincorsa. Tu fai 5 partite, 6 partite, risultati positivi, poi ne perdi una e stai di nuovo lì. Quindi è ovvio che, si vanifica. Come hai detto tu prima, non dobbiamo basarci solamente sulle nostre forze, ma dobbiamo vedere anche agli altri, cosa fanno gli altri, per sperare. Alessandro, questa partita chiacchierata, ce lo chiedono in tanti, tra Juve Stabia e Chievo Verona, 2-0, 3-2. Non è mai facile giocare a Castellammare di Stabia, io non voglio, visto non che ce lo chiedono, non c'è alcuna dietrologia. Io ho visto gli highlights dei gol e la classica situazione da partita della Juve Stabia in casa, grande grinta, primo gol, campo che va a 200 all'ora, le squadre sono disabituate sull'impeto, gli hanno fatto il 2-2 e mentre quelli pensavano, oh mio Dio, ci hanno fatto il 2-2, gli hanno fatto anche il 3-2, tutto in velocità, tutto con una situazione intorno molto nervosa. Sono quelle classiche situazioni. Io ho avuto anche il piacere e il diletto di fare delle radiocronache a Castellammare di Stabia, un campo difficile in tutti i sensi, però una buona squadra, una squadra che ha gamba, che stranamente si è addormentata dopo il lockdown, ma che in ogni caso adesso dovrà in qualche modo farli questi punti per evitare il mancato play-out. C'è da dire che, tornando invece al Cosenza, il rammarico secondo me, più che rammarico, adesso vediamo come va la partita col Pisa, perché secondo me, come dico a molti amici, non bisogna pensare zero in questa fase. Cioè, da qui a venerdì il Cosenza non può pensare alla partita dell'Empoli, ma che significato ha pensare alla partita dell'Empoli se noi dobbiamo battere esclusivamente il Pisa? Bisogna battere il Pisa, dopodiché si vede qual è la situazione. Probabilmente dopo il Pisa i numeri saranno diversi e si penserà a questa altra partita, se eventualmente avrà un significato. Al fianco di due amici del Cosenza come Gianluca Gagliardi e Gigi De Rosa, da versanti e storie diverse, ma che hanno contribuito alla storia recente del Cosenza. Gianluca per aver garantito il coefficiente punti del nuovo Cosenza e quindi del ripescaggio in Serie C. Gigi è una sorta di bandiera rosso-blu. Mi sento di dire però che il Cosenza, noi ovviamente tutta l'area urbana sogna questa grande impresa del Cosenza, che è lì, dipende solo dal Cosenza, perché parliamoci chiaro. Sì. Non voglio dire una cosa troppo banale, ma con 9 punti il Cosenza il play-out lo becca sicuro. È una questione quasi matematica. Quindi adesso la possibilità c'è, ma c'è anche un rammarico gigantesco, perché bisogna subito dire che una sciagurata retrocessione è una cosa di una gravità pazzesca per la città. Si è sottovalutato troppo. Io manco da qualche mese qui, sia per lockdown sia per altre questioni personali e generali della mia dislocazione lungo il territorio nazionale per motivi professionali, ma si è sottovalutato troppo la sostituzione di Dermacu in questa squadra. E io cito Dermacu perché la squadra non ha, e io lo dico, tanto prego, ormai ha dimostrato in alcune partite di non avere alcun baricentro difensivo, ed è il vero problema della squadra, perché se la aggiungiamo poi alla diaspora di Canutè, che è una cosa che sembra quasi uno scherzo, cioè come la stella della squadra con la squadra che si gioca la vita prende e va via come se niente fosse, Canutè. Sì, ma tanto non ha dato niente. Ma scusate, ma vogliamo scherzare? Vogliamo togliere Canutè al Cosenza e vediamo se c'è o non c'è in alcune partite? Il problema è, magari non incide, magari sbaglia, però un frangiflutti di quel livello è fondamentale in questa fase. Di questo post-lockdown cosa vogliamo dire? È un Cosenza magico che sta facendo tutto il possibile, gli occhi di Occhiuzzi sono gli occhi dei tifosi del Cosenza, ci tiene, si vede, sembra impossibile.
vediamo come va. Benissimo. Però sembra impossibile. Ci mettiamo anche un po' di poesia in questa roba qui. Una partitaccia aspetta il Cosenza venerdì. Ne parleremo dopo non ha perché niente da perdere per il Cosenza. sembrava impossibile, ne parleremo dopo, sembrava impossibile anche a Trieste contro il Pordenone che era praticamente lì, insomma giocarsi poi il secondo posto con il Crotone, però il Cosenza è riuscito a passare per 2 ore. Andiamo a vedere gli highlights della partita. Grazie Luca. Fino alla fine il Cosenza ci proverà fino all'ultimo secondo. Non era facile ripartire ad handicap e non è facile rincorrere, ma i rossoblù di Occhiuzzi stanno meritando di restare in corsa per la salvezza. Lo dicono i numeri, le 4 vittorie raccolte, di cui 2 in trasferta, e 13 punti conquistati nel post-lockdown. Bottino impensabile per una squadra che nella parte più consistente della stagione ha balbettato e raccolto il minimo sindacale. A Trieste contro il Pordenone i Lupi hanno offerto un'altra prova di spessore, in linea con le prestazioni di questa fase e senza le sbavature che hanno compromesso l'uscita infelice alla Spezia. Giusto il tempo di resistere all'approccio grintoso dei padroni di casa che al minuto 17 di un venerdì 17 il Cosenza si è visto assegnare un calcio di rigore per il fallo di Almici su Emanuele Rivière. È stato lo stesso bomber francese a realizzare il gol del prezioso vantaggio dal dischetto spiazzando Bindi, non a rete per l'attaccante ex Monaco, punta di diamante del Cosenza. Sono bastati 5 minuti per trovare il raddoppio, con Luca Bittante puntuale sul traversone di Casasola e abile a superare Bindi schiacciando di testa. Cosenza sugli giri, Pordenone nelle corde, con Casasola vicino al tris. Bravo stavolta Bindi ad annullare il suo tentativo. Nella ripresa l'11 di Occhiuzzi non ha mollato di un centimetro, rischiando poco e incassando il gol dell'1-2 grazie alla fortunata deviazione di Candellone sulla conclusione di Tremolada. La pressione dei Ramarri, alla ricerca del pari, non ha scomposto il solito assetto rossoblu. I 3 punti del Rocco sono ossigeno e speranza. A 3 gare dal termine tutto può succedere e il Cosenza ha l'obbligo di provarci e la forza per riuscirci. Allora, siamo tornati subito in studio, si parlava così anche a microfoni spenti di quello che poteva essere e non è stato, ma i se e i ma nel calcio purtroppo vanno a farsi benedire. Questa partita l'avevi presentata tu in maniera impeccabile contro il Pordenone e in effetti poi il Cosenza, insomma, con la giusta tattica, squadra molto corta, insomma, è riuscito prima ad arrivare al vantaggio con Rivière e poi il raddoppio con Bittante su quel cross da destra di Casasola. Sì, in gara interpretata alla grande da parte di tutti i giocatori sotto i dettami dell'allenatore, che io voglio fare, scusami se ti rubo un minuto. Prego, e poi andiamo in pubblicità. Un elogio quasi scontato, ma quando si perde poi viene troppo vanificato il lavoro di un allenatore. Invece Occhiuzzi sta facendo un grande lavoro. Mi dispiace se questo non verrà esaltato dalla salvezza del Cosenza, ma nel credere nell'atteggiamento tattico della sua squadra, nel dare fiducia a determinati giocatori che erano stati un po' bistrattati dalla piazza, nel aggredire gli avversari così come ha fatto ieri. Io ritengo che la differenza tra la partita di Pordenone e quella della Spezia è stato l'episodio. Alla Spezia tu al primo affondo hai preso gol, venerdì sera. Invece l'occasione del Pordenone ha sfiorato il palo. Successivamente rigore regalato, tra virgolette, invece Pordenone ha fatto altrettanto. Vedi, nel calcio poi tutto ritorna. Non bisogna battersi, non bisogna piangere quando le cose sembrano che non vadano bene, ma invece reagire così come ha fatto il Cosenza nelle ultime 2 partite. E in più è bello vedere quando Casasola mette questa palla, 5 giocatori in aria che attaccano la palla con la giusta cattiveria e fanno gol. Questo significa che c'è un lavoro dell'allenatore. Significa, diceva Gianluca Gagliardi, che c'è il lavoro dell'allenatore, ne parleremo poi nella seconda parte, andremo ad ascoltare poi la collega da Crotone. Intanto diamo linea alla regia per la pubblicità. Restate con noi, grazie. Seconda parte di replay, lunedì 20 luglio 2020, allora aveva concluso, caro Gigi De Rosa, sul discorso Cosenza Gianluca Gagliardi. E vogliamo tornare a parlare di quello che ha detto, di questa tattica del 3-4-3 di Occhiuzzi, 3-4-1-2 con Baez che lo ha riscoperto dietro le punte nella partita precedente contro il Perugia. Insomma, Roberto Occhiuzzi ha dato un'identità di gioco e un'anima, come diceva Gianluca Gagliardi, a questo Cosenza. Ho detto prima che bisogna fare un plauso a Roberto, sta facendo molto bene. E il gioco sta giocando molto bene, quello che è arrivato al 100%, perché lascia perdere la prima partita che vincemmo con l'Entella dopo il lockdown, in un quarto d'ora, però più siamo andati avanti
E per me col Trapani e con l'Ascoli hanno fatto una partita a livello di gioco, a livello di non rischiare niente, ma importante. Con l'Ascoli è uscita fuori anche la qualità dell'Ascoli, però. No, con l'Ascoli fino al gol non si era presentato. È vero, vabbè, tu conosci Dionigi Noi bene, arrivavamo no? sempre con molta facilità Sì. sui 18-20 metri e per me sta facendo un gran lavoro. Come ha detto Mi fai andare a Crotone, a Crotone sì, 5 minuti, abbiamo la collega Claudia Berlingeri. Buon pomeriggio Claudia. Buon pomeriggio Franco, buon pomeriggio ai tuoi ospiti, soprattutto a Mister De Rosa che sono tanti anni che non vedo. Saluti a te, grazie, gli amici della saluti. Gazzetta del Sud. Senti un po', allora che aria si respira? Siete lì per staccare il pass per la Serie A, Crotone, eh? Venerdì vediamo un po', in teoria dovrebbe essere una pratica semplice, in teoria, perché comunque Vabbè, a dei Livorno, giovani insomma, dai. comunque ha dimostrato anche con il Benevento un buon carattere nella prima parte della partita. Chiaramente il Crotone deve vincere, è chiamato a vincere perché se vuoi andare in Serie A è tutto nelle tue mani, sei lì, devi difendere il secondo posto, però poi dipende anche dallo Spezia che sarà di scena in casa della Cremonese e quindi bisognerà attendere, diciamo, le 22:40, 22:50 per vedere anche come andrà Cremonese e Spezia, però insomma se non sarà venerdì poi la volta successiva arriverà il Frosinone in casa e lì basterà un pareggio per Vero. poi arriverà la matematica certamente a una giornata dalla fine. Sentiamo Alessandro Russo, vuole intervenire per la nostra collega Claudia Berlingeri? Vabbè, chiaramente il Crotone, questa squadra l'ho vista, posso dire di averla vista nascere nel calciomercato a Milano, posso dire che il direttore Ursino e la famiglia Vrenna, col DG e il presidente non hanno mai badato né a spese né a logica per costruire una squadra vincente. Hanno avuto secondo me anche il fiuto di sostenere Stroppa nel momento chiave della sua permanenza a Crotone e di dare poi quella via libera ad un campionato d'esperienza, no? Con una squadra diesel fatta di grandi nomi ma anche di giovani che corrono. Come l'hai vista tu? Sì, diciamo che l'anno scorso ha insegnato tanto perché nella passata stagione il Crotone era subito partito con proclami, un pronto ritorno in Serie A e invece poi sappiamo tutti com'è andata perché ci sono state delle difficoltà, perché poi tra Serie A e Serie B c'è una categoria di differenza ma alla fine la differenza è enorme, scusatemi il gioco di parole, i giocatori si sono dovuti riadattare alla cadetteria, nuovi che sono arrivati erano giovani, qui senza esperienza e quindi c'è stato un momento poi insomma di declino con l'esonero di Stroppa, è arrivato Oddo ma in 10 giornate praticamente non ha mai vinto, è stato richiamato Stroppa e da lì la risalita, un girone strepitoso. Ecco, da lì si è ripartiti senza stravolgere, puntando e non mettendo mai in discussione l'allenatore che comunque ha dimostrato e sta dimostrando grandi qualità, grandi capacità. E la squadra, grazie a questa continuità, insomma, all'inizio un girone d'andata è stato caratterizzato da alti e bassi, la squadra vinceva o perdeva, non era, insomma, gli mancava quell'equilibrio, quella capacità di capire che nel momento in cui non si poteva vincere era meglio pareggiare. Cosa che poi è riuscita a comprendere nel girone di ritorno e soprattutto poi è stata fermata nel momento più in forma. Sì, sentiamo Alessandro, volevi aggiungere? Volevo dire che questo vecchio adagio del pareggio quando non si può vincere, forse sarebbe stata tipo una pepita nelle mani anche del Cosenza che secondo me deve utilizzare, faccio un esempio un po' comico, quelle macchine che si chiamano quelle dei motoschiaffi, no? Per le sconfitte consecutive in casa contro Crotone, Benevento, Frosinone, laddove uno è
in difficoltà tecnica, spesso e volentieri uno si deve accontentare di un punto. Questi 1, 2, 3 punti che il Crotone ha fatto e che la portano in Serie A potevano portare il Cosenza a lottare alla salvezza. Scusa l'inciso, ma mi è venuto troppo spontaneo. Sentiamo Gianluca Gagliardi per l'amica e collega Claudia Berlingeri. Franco, chiedo scusa, vi sento molto basso, è possibile alzare il volume? Possiamo alzare il volume, lo chiediamo a Luca Chito in regia. Grazie Luca. Allora Gianluca, avvicinati il microfono se no non ti sente, magari quando fai la domanda. Vabbè, vai. Allora, le volevo chiedere appunto in funzione di quello che ha detto, io ho sottolineato spesso che al Crotone mancava l'equilibrio, cosa che io ritengo che alla ripresa gliel'hanno garantita anche Zanellato e l'ex Foggia Gerbo, in luogo di due giocatori un po' più offensivi, più di qualità, che erano Crociata o chi per lui e l'altro esterno ex Perugia. Però c'era una curiosità che le volevo chiedere: cosa voleva Ventura a fine partita? Ah, pure io l'ho notato. Guardi, è stata un po' una situazione sui generis, nel senso che non so se avete visto la partita, ma chiaramente la Gli highlights Salernitana abbiamo visti. era da guardare tutta, perché poi insomma probabilmente non si è visto in TV, ma Micai ha sputato verso un raccattapalle, un ragazzino. Ah, da lì è poi nato tutto allora, è stato il portiere, ecco perché il portiere a fine gara l'ho visto con qualche, diciamo, dirigente del Crotone, c'è stato con un po' di qualche schizzo al vetriolo, qualche ruggine. Esatto, diciamo che è stata anche colpa del direttore di gara Frontera di Bologna, perché se avesse ammonito già all'inizio, perché si era subito capito che ci andavano giù pesante, lì magari la partita l'avrebbe potuta tenere in mano. Invece poi chiaramente se lasci correre ci vanno ancora più pesante, quindi poi rischia proprio la partita, insomma, di andare su altri binari. Invece, nonostante tutto, concordo con l'analisi del collega, perché assolutamente mancava l'equilibrio a questa squadra, che poi è vero con il ritorno di Zanellato. Gianluca Gagliardi. Gianluca è l'allenatore. Ah, chiedo scusa, pensavo... No, è un allenatore, ha allenato Triestina, Cosenza, ha allenato un po' di squadre. Sì, e quindi insomma sì, Zanellato che era stato fuori 7 mesi per un infortunio al ginocchio, è rientrato. Diciamo che a lui il lockdown ha fatto bene, perché è riuscito a recuperare giustamente, alla grande, e quindi sì, sicuramente. Poi non solo dietro, ma è uno che sfrutta molto gli spazi, che attacca gli spazi appena si può andare avanti, quindi sicuramente ha dato altra qualità. Senti Claudia, per chiudere, sarà un campionato di Serie A, voglio dire, perché lì, come dicevo, per staccare il passi appunto per la massima divisione il Crotone, ma ci sarà anche un bel mercato in uscita, nel senso che Barberis l'ha preso già Galliani a Monza insieme a Berlusconi, e Benali sembra che abbia un precontratto col Parma, Simi è appetito non solo in Italia ma anche in Premier, voglio dire, insomma, si sono messi in evidenza questi giocatori del Crotone. Messias sì, pure. Assolutamente. Sì, Franco, io però penso che dopo la prima esperienza in Serie A, credo che stavolta il presidente Vrenna voglia puntare tanto e fare un mercato con la M maiuscola. Non penso che si lascerà sfuggire questa ghiotta occasione, perché davvero la Serie A è davvero un lusso per Crotone, per cui penso che davvero loro chiaramente già lavorano da un paio di mesi su alcune pedine da prendere, però è chiaro che io ieri l'ho sentito e mi ha detto per scaramanzia abbiamo bloccato tutto, però insomma speriamo da sabato di poter parlare di e parleremo anche di questo nelle prossime trasmissioni. Claudia, come sempre con noi ti ringraziamo qui dalla redazione di Cosenza, grazie, salutami gli amici della Gazzetta del Sud a Crotone, grazie per essere intervenuto e della disponibilità. Allora andiamo a vedere gli highlights del Crotone con Luca Chito e poi torneremo in studio. Allora, Crotone Salernitana 1-1, grazie.
11° risultato utile consecutivo per il Crotone che allo Scida pareggia con la Salernitana allungando a +6 sullo Spezia, terzo. Avvio di gara subito pimpante con le due squadre che tentano subito di sbloccare il match. Akpa Akpro fa tutto bene ma colpisce male la sfera sfiorando il palo alla destra di Cordaz. La risposta del rossoblù arriva con Simi che chiama Micai a super intervento sul colpo di testa ben indirizzato dopo un ottimo cross di Mustacchio. I padroni di casa sfiorano di nuovo il vantaggio alla mezz'ora con Zanellato ma il suo tentativo di testa su invito di Benali termina di un soffio fuori. A rientro degli spogliatoi però i campani passano subito in avanti con Maestro, gol contestato perché successivo a un presunto fallo di Djuric su Golenic. La reazione però di casa c'è e il gol del pareggio arriva già al 53esimo con un capolavoro su punizione di Messias. Gli uomini di Stroppa creano una doppia occasione, prima Micai salva su Benali, sulla ribattuta e Aia a immolarsi e respinge il tentativo ravvicinato di Simi. Al 63esimo gli ospiti restano in 10 per il doppio giallo rimediato da Curcio. Barberis fa venire i brividi a Micai su punizione, palla a fil di palo. Poi l'altra chance per i pitagorici con Benali, ma Micai fa gli straordinari e salva. Il Crotone va alla ricerca del meritato gol vittoria e ci prova fino all'ultimo, ma la Salernitana, in affanno, riesce a salvarsi, il risultato non cambia più. Ecco qua, e allora abbiamo visto gli highlights, nel frattempo continuano ad arrivare messaggi, ve le leggo, vediamo un attimino, facciamo un giro. Cosenza, complimenti al Crotone per praticamente questa cavalcata vincente. Pensiamo invece al Pisa, concentrati e attenti, dobbiamo vincere, tifosi di Cosenza. Alessandro Russo, il top dei giornalisti cosentini, complimenti. Se retrocediamo dobbiamo ringraziare mister Braglia che ha ottenuto un punto in 7 partite, Guarascio che non l'ha mandato prima. Via. Il Trapani subirà ancora punti di penalizzazione. La Juve Stabia, secondo voi? La salvezza è difficilissima, bisogna solo sperare che le avversarie si fermino. Eccole qua, abbiamo inquadrato la volata salvezza e play-out. Mister Occhiuzzi, ok, allenatore di grande prospettiva, però c'è da dire una cosa, col Trapani il turnover effettuato è stato un vero e proprio scempio. Perché cambiare dopo 2 grandi partite giocate? E allora, c'è tanta roba. Mister Gagliardi, da dove vogliamo partire? Vogliamo partire da questa grafica che ci ha confezionato il nostro Piero Arena e Luca Chito? È un gioco popolare dove dà la possibilità a chiunque di puoi vincere e puoi perdere, no? Anche pareggiare. Poi è chiaro che quello che contano sono i numeri finali. Guarda, questa è la grafica del Corriere dello Sport di questa mattina, ci sono tanti spunti. Sì, ma devo sottolineare quello che ha detto Alessandro prima, non conta quello che sarà il calendario. Il Cosenza, ma ne abbiamo parlato anche qui non più di una settimana fa, dicendo appunto che l'unica cosa sicura è che il Cosenza doveva vincere. Lo ha fatto in queste ultime partite, lo deve continuare a fare e poi vedere cosa succede. Nelle ultime 2 giornate non è stato fortunato nell'incrocio dei risultati, è stato bravo nel fare sole partite, con grande, ripeto, io sottolineo sempre questo termine che nella vita è importante, non solo nel calcio, l'umiltà. Quando vedi Rivière, sottolineo Rivière perché è l'attaccante, rincorrere l'avversario, possiamo tornare in studio, fare la lotta anche a malo modo con l'avversario, quello vuol dire che il giocatore c'è, ti sta dando una mano sotto tutti gli aspetti, e così Sciaudone, e così Bruccini, e così i grandi criticati della stagione, Capelà, Idda e compagnia. Ma la vecchia guardia, si è affidata alla vecchia guardia dalla domenica a questa parte o no? In questo calcio mediocre dal punto di vista tecnico, l'umiltà, il gruppo, la forza fanno la differenza, Franco. Mi fai parlare di umiltà, di grinda, determinazione, di modestia con Gigi De Rosa? Lui ne ha avuto tante quando era in campo, Io lo ricordo a Pescara, questo dipende molto. Poi parleremo anche del Bari. Dipende molto. Ma Gigi aveva anche qualità, perdona. Sì. No, modestia voglio dire come... Ma questo dipende molto, come ha detto Gianluca, dal gruppo, quello che incomincia a capire cosa vuole il gruppo, dove vuole arrivare, l'obiettivo, di intenti, guardarsi uno con l'altro e arrivare a quello che dobbiamo fare. Mi allaccio ad Alessandro quando ha detto vediamo gli altri, no, vediamo prima il Pisa, per noi il campionato finisce a Pisa, col Pisa. Domenica. Speriamo di no. No, che finisce, noi facciamo finta che è finito il campionato, dobbiamo giocare, dobbiamo vincere col Pisa. Vinciamo col Pisa e poi vediamo gli altri, e ci facciamo un giro, vediamo cosa è successo, senza dimenticare che poi c'è l'altra partita, però con la Juve Stabia, Empoli, però noi dobbiamo fare Pisa, ora concentriamoci sul Pisa. Prego Alessandro. E poi vediamo
e vediamo cosa succede, come ha detto Alessandro. L'unità la si deve avere. Vero. Alessandro, cosa vuoi aggiungere tu su quello che ha detto Gigi De Siamo Rossi? tutti sulla stessa lunghezza d'onda. Io posso dire una cosa, guardando questa schermata qua, e facendo così, senza fare troppi calcoli, ripeto ancora una volta, il play-out, che è l'unico obiettivo alla portata del Cosenza, è alla portata del Cosenza se fa 7 o 9 punti. 7 se ci sono un tipo di risultati. 9 se ce ne sono altri. È giusto. Ma sicuramente dipende dai punti che fa il Cosenza. Quindi bisogna, secondo me, mantenere una certa fiducia, che la squadra adesso parliamoci chiaro, il Pisa, come ha detto Nicola Binda, giustamente sogna il playoff, però non è che arriva una squadra con l'acqua alla gola, arriva una squadra in tranquilla, salute, serena. Però le motivazioni sono proprio diverse, parliamoci chiaro, cioè, sono motivazioni diverse, cioè il Cosenza è lì, tra la morte e la vita. A questo punto secondo me le motivazioni sono completamente diverse, e dice bene Gianluca che io prima ho fatto un giaccuse pesantissimo sulla mancata sostituzione di Dermacu, che non tirerò mai indietro perché è stata di una gravità assoluta. Quindi tu dici Dermacu sicuramente al primo posto, a seguire Tutino e Palmiero? Ma il centrocampo del Cosenza con Canutè era un centrocampo importante, ragazzi, non era un centrocampo di secondo piano. Poi, sì, ma se uno decide poi di andarsene, perché so che la società si è già mossa, si sta muovendo, perché poi Franco, è stato guarda, qualcosa di incredibile. Non è il momento delle polemiche, però se avrò l'opportunità, avendo l'opportunità nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, di dover dire a bocce ferme quello che penso, quello che è successo intorno al Cosenza negli ultimi mesi è di una gravità inaudita, Franco. C'è stata una in palio c'è la Serie B, e il Cosenza vale quanto vale per il Crotone in questo momento la Serie A. Detto Alessà, io gioco a carte scoperte, c'è stato un accerchiamento, perché anche questo fatto di Pierino, c'è il Di Bosco non so da quanto tempo, l'avrà una spiegazione o no? A me mi dicono che abbia firmato un precontratto con la Cremonese. Pierini era andato alla Cremonese, va bene, il Cosenza si è opposto perché ha trovato il sostituto. Pierini secondo me è un grande giocatore, avrà anche la pubalgia perché i certificati medici parlano di questo, però è palese che Pierini non c'è, dai. Ma è successo che Canutè è andato via. Se Canutè debba firmare per il Cercle Bruges, e c'è una, come si può dire, nessuno meglio di te ci può dare queste notizie. No, allora, la questione di Canutè è facilissima. Il Cosenza doveva muoversi d'anticipo. Poi ne possiamo parlare, non parlare, chi è il colpevole, chi è il responsabile. Adesso si fa solo dietrologia. Il vero problema è che in una situazione così importante non si può essere leggeri. E parliamo da febbraio in poi, troppa leggerezza. Cosenza Crotone 0-1, Cosenza Benevento 0-1, Cosenza Frosinone 0-2. Ragazzi, ma di che cosa vogliamo parlare? Sì, ho capito. È una leggerezza generale di acume manageriale rispetto alla Serie B. Di che cosa vogliamo parlare? Ragazzi, adesso ci salviamo, adesso organizziamo quei pullman che partono per le grandi mete dei pellegrinaggi. Ma faccio una battuta per dire, e Gigi lo sa, Gianluca conviene, che adesso a questi ragazzi bisogna dirgli grazie. Però dobbiamo anche essere umili nel dire che abbiamo compiuto degli errori. Alessà, poi tu ti sfoghi, perché ora, come hai detto tu, non è tempo di dire quello che penso. Quella che abbiamo perso, e come hai detto poc'anzi, queste partite vanno giocate con un po' di saggezza. No, di saggezza, molta saggezza, perché si allora retrocede. Aveva ragione Si retrocede per un punto. Sconfitte bisognava fare qualcosa. No, ma si retrocede per un punto. Per un punto, alle volte noi abbiamo giocato tante partite che ci trovavamo. Ma anche col Benevento hai giocato. Il Pescara, ha detto Nicola, è arrivato sotto il, ha fatto 3 pareggi, ma sono 3 pareggi strategici, ragazzi. Perché poi a Livorno arrivano a 45. Adesso vado a giocarmi la partita, poi viene il Livorno, vado a 46, intanto vado a 46, poi vediamo. Però i numeri dicono che, secondo me, Gigi, mi sbaglio, poi magari fra venerdì saremo tutti a piangere al muro del pianto, la partita col Pisa è la finale di Champions League per il Cosenza. Se andiamo a Gianluca Gagliardi, di leggere tra le righe qual è il pensiero, secondo me. Ma l'hai capito qual è il pensiero di Alessandro? Sì, non è che lo dobbiamo snocciolare. Che hai un'ottima memoria, ricordi, noi l'abbiamo sottolineato, io forse sono stato anche un po' rude nel dire quello che pensavo della gestione di Pierini, Canutè e compagnia. Sì, ne hai parlato, come non ne hai parlato tanto. Allora hanno un unico comune denominatore, una mancanza di
organizzazione e gestione di determinate cose che avvengono fuori dal campo a bocce ferme. Quello sempre di vedere poi vediamo, poi vediamo, poi vediamo, e nello stesso tempo, ripeto, quando io sottolineo umiltà non è detta a caso, che vale in generale, ma vale soprattutto per il Cosenza, perché siamo partiti facendo discorsi di miglioramenti di classifica, di playoff, eccetera, eccetera, mentre la squadra annaspava, rimaneva nei bassi fondi della classifica, eppure si continuava a essere positivi, eppure si continuava a parlare di Pierini perché qua, perché là. Si è persa l'umiltà, che è una squadra neopromossa come l'anno scorso aveva, che quest'anno alcuni giocatori pensavano fosse dovuta perché abbiamo preso qualche giocatore, quindi il Rivière, il Pieri, ci risolvono la situazione. Non è così, nel calcio la base deve essere quella, la cattiveria, la fame, poi viene la tattica, poi viene tutto il resto. È vero. Gigi, concordi con quello che ha detto Gianluca? Sì, ma ci si è un po' rilassati troppo. Ma sono cose C'era bisogno palesi, di sono gente cose che se non hai queste caratteristiche... Gente con fame. Se no, fame lo devi avere, se non hai queste caratteristiche non puoi giocare a calcio. Io mi riallaccio lì a un campionato. Gigi, secondo te, dalla tua esperienza, no, ce la può fare il Cosenza? No, a un campionato. Ce la può fare ancora il Cosenza, onestamente? No, aspetta. Poi a un campionato che noi ci dovevamo salvare, da gennaio, febbraio, si sapeva che ci dovevamo salvare. Sì, no? L'obiettivo era quello. Allora, noi abbiamo peccato un po' o di presunzione, ma io contro, ad esempio, una partita contro un Benevento, che è già in Serie A, gli manca, ma io, hai capito? Fai pari, fai pari. Ripeto, è stata giocata in maniera ingenua, cioè proprio ingenuotta, una cosa... Perdonatemi, arriva il Benevento, gli mancano 7 persone, noi siamo il Cosenza, siamo in mezzo ai guai, se noi ci mettiamo, se noi diamo fianco ad una squadra, gli diamo fianco, dare fianco al Crotone, dare fianco al Frosinone e dare fiore al Benevento, vuol dire praticamente rischiare che perdi. E lei hai perso 1, 2 e 3. E poi si retrocede per un punto. Sì, perché capito? poi abbiamo fatto un po' di proiezioni. E poi una cosa c'è da dire, Prego. È il mio settore, quindi posso parlarne con una certezza certa. Lo scorso anno il Cosenza a gennaio ha messo dentro Sciaudone, Embalo e Bittante. Trinchera, che secondo me è un bravissimo direttore sportivo che ha fatto le nozze con i fichi secchi, quest'anno aveva centrato delle cose. Purtroppo è saltato il giocatore Omeonga, è saltato Omeonga. Non c'è stata la possibilità di prendere il playmaker perché da tutte le parti ci hanno fatto finte e controfinte. Abbiamo preso 2 buoni giocatori forti che sono Casasola e Asensio, ma è mancato il difensore centrale. E il play. È mancato il difensore centrale perché il Cosenza purtroppo si deve ridurre sempre al 96esimo, anzi 97, l'hai sempre detto, come i gol del Southampton con il Manchester United all'ultimo secondo, per fare un contratto. E non va bene, perché se trovi un presidente abile, tipo un presidente di una squadra di Serie B che ha detto un no ad un difensore del Cosenza già fatto, ti trovi senza difensore. Spinelli col giocatore del Livorno. L'hai detto tu, e quindi è questo Spinelli col giocatore del Livorno, lo sappiamo. E allora, Alessandro, scusami, Franco, io ti devo stoppare un attimo perché ci fanno segno alla regia, andiamo in pubblicità, poi abbiamo il Corriere dello Sport, sentiamo le ultime sul Cosenza, Juve Stabia, vediamo Chieve, eccetera, eccetera, e parleremo anche di Bari Reggiana, ce lo chiedono, che praticamente sarà la quarta esatta, sarà la finale, che poi, come dire, o Bari o Reggiana finiranno in Serie B. Pubblicità, restate con noi, grazie. Terza ed ultima parte di replay, stava finendo il concetto Alessandro Russo, nel frattempo pregherei l'espressità, e sei rimasto a metà, sei stato abbastanza critico, stai facendo capire un po' a chi ci ascolta da casa, e sono tanti. Sto dicendo che c'è stato un po' di leggerezza, situazioni potevano essere gestite diversamente. Non si può pensare che la buona stella ti aiuta sempre, soprattutto la buona stella in un campionato asperrimo come la Serie B. È un campionato che la Serie B, prima di capirlo, bisogna mettere un tavolo di scienziati del calcio e farsi un'idea di quello che succede. Qua bisogna essere granitici. Ragazzi, basta vedere
Il Perugia ha una squadra che fa tremare i polsi. È vero. E se non si inventa qualcosa è la squadra che rischia di più di fare il play-out. Quindi se la deve inventare Oddo adesso. No, che ma, cosa ma se la inventi esonerato? Oddo, se la inventi chi vuole. Sto facendo un esempio che secondo me al mercato di riparazione bisognava fare carte false per prendere i 2 giocatori che non sono stati presi, perché Prezioso è un giocatore di complemento che è piaciuto, ma non è il giocatore che serviva al Cosenza per fare il salto di qualità, e bisogna dirlo chiaramente. La stessa cosa in difesa, doveva essere preso un difensore, non è stato preso. E non è il momento di fare requisitorie, non è nel mio stile. Il Cosenza io lo seguo da giornalista, ma lo seguo anche da appassionato, ed è delittuoso non sentire la sofferenza dell'area urbana e della provincia di Cosenza. Io che ho il piacere di girare anche le coste, Tirreno, Ionio interno, anche per motivi di lavoro, il problema Cosenza è avvertito anche in provincia, ed è una leggerezza magistrale non essersene occupati nel mese di gennaio-febbraio in maniera granitica. Alessandro, sono stato a recuperare un po' i tuoi articoli del calciomercato, il Cosenza, anche quelli quando ho scritto pure io qualcosina di calciomercato, anche se non me ne occupo molto. Di Gennaro, il Cosenza aveva chiuso per Di Gennaro, guarda caso Spinelli poi si è messo di traverso, era stato l'ultimo Di Gennaro sul quale il Cosenza come difensore centrale aveva messo gli occhi. Vede, ho recuperato tutto. Sì, non ci sono dubbi, però io la devo dire ancora di più, perché purtroppo nei posti bisogna starci, non sto parlando dei giornalisti, bisogna starci. Io ho la memoria visiva della giornata finale di mercato e ho proprio guarda caso, nel giorno finale di mercato all'hotel XYZ, l'ex Tana di Luciano Moggi, si è presentato proprio Spinelli in persona. Sì, è vero. Spinelli con tutta la sua che poi su Sport Italia ha detto la sua classe. Alessandro, su Sport Italia l'amico Pedullai ci ha detto, dice, sono venuto qui perché Di Gennaro deve restare a Livorno, non va a Cosenza. La sua dichiarazione a Cricitelli e a Pedullai. Quindi non è che adesso Di Gennaro è diventato... Ho capito, ma era uno di quelli che poteva fare bene. È una metafora del tutto. Io mi ricordo che Trinchera Di Gennaro lo aveva praticamente bloccato ad inizio mercato già, era un giocatore così. Ora però senza fare dietrologia, che sia ad esempio anche per il futuro, cerchiamo di concentrarci sulla partita col Pisa, è una partita difficile ma alla portata del Cosenza, perché non bisogna farsi prendere per il naso e farsi turlupinare. Il Cosenza ha problemi ma non è inferiore al Pisa, quindi è una partita che il Cosenza può vincere. Vero. Non bisogna pensare alla classifica, anche perché lo dicono tutti i campionati del mondo, Gianluca me lo insegni, che in questo momento le differenze sono azzerate, sono pressoché zero, quindi bisogna concentrarsi sulla prima finale, che è quella col Pisa, e poi vediamo se siamo ancora in piedi. Benissimo. No. Alessandro, mi fanno segno alla regia Luca Chito che dovremmo essere in contatto col Corriere dello Sport, con Enzo Sardo. Buon pomeriggio Enzo! Buon pomeriggio Franco, buon pomeriggio. Grazie per aver accettato l'invito. Qui si è fatta un po' animata la discussione perché stiamo vedendo le tabelle che abbiamo pubblicato questa mattina per quanto riguarda il discorso salvezza, perché ormai il Crotone ha quasi i 2 piedi in Serie A, ne abbiamo parlato con la collega Claudia Berlingeri di Gazzetta del Sud, ma quello che interessa maggiormente è la parte bassa dove è invischiato il Cosenza in questi ultimi 270 minuti. Come inquadriamo, caro Enzo Sardo, la situazione in basso in classifiche, e poi mi fai un passaggio anche su Juve Stabia Chievo. Ma insomma il calendario non è facilissimo per il Cosenza. Mi date un po' di ritorno in studio? Poi... Grazie. Prego, prego. Pronto? È caduta la linea. Pronto Vincenzo? No. È caduta la linea. Pronto Vincenzo, ci sei? No, è caduta la linea. Allora, e Alessandro mi pare che è stato abbastanza chiaro, abbastanza... Sì. L'unica cosa che rimane da capire, cioè il reparto difensivo è quello dell'anno scorso e in luogo di Dermaco sono stati presi 2 giocatori che si chiamano Monaco e Schiavi. Sì. Conoscendo il presidente è chiaro che se si prende un difensore uno deve andare via. Sì. Probabilmente c'era questo problema, diciamo, burocratico nel togliere un giocatore di questi che tra l'altro prendono, si dice che insomma hanno un contratto importante, soprattutto Schiavi. Sì.
quando ti prendi in carico un giocatore del genere poi diventa dura. Allora, forse abbiamo ripristinato la linea con il collega del Corriere dello Sport, con Vincenzo Sardo. Vediamo se è tornato. Pronto Vincenzo, ci senti adesso? Spero, A te la parola, la domanda te l'avevo appena posto, vai. Sì, dicevo, cioè, il calendario non è semplicissimo quello del Cosenza, però bisogna anche fare un po' di fiducia, un po' di affidamento al percorso che questa squadra ha mantenuto da quando l'ha ereditata Occhiuzzi, per cui è vero che 3 giornate non si può sbagliare nulla, bisognerebbe fare il pieno. Affidiamoci appunto al cambiamento di passo registrato con questo allenatore, dopodiché è vero che sono decisive sia la partita che giocare la rivale diretta a Juve Stabia, l'ultima giornata, insomma, con la Juve Stabia, sì. Esatto, il duello praticamente decisivo. Io un po' di fiducia la darei, insomma, è complicata, 3 giornate non puoi sbagliare niente, però insomma, speriamo bene. Juve Stabia Chievo, se ne è parlato molto, troppe chiacchiere di libertà secondo te, o c'è qualcosa di veritiero? Non lo so, cioè, a me suona veramente strano che in un momento in cui gli stadi dovrebbero essere sigillati, basta vedere una diretta in TV e ti accorgi che proprio sigillati non sono. Sì, sì. Io diciamo, poi ho avuto anche delle esperienze dirette, ricordo un Roma-Cagliari giocato a Rieti in un campo che doveva essere assolutamente neutro e a porte chiuse, ed ero circondato letteralmente da tanti sostenitori della Roma in tribuna stampa, per cui voglio dire, cioè, non mi sorprende nulla, però una cosa è certa: laddove ci sono delle regole vanno fatte rispettare. Giusto. Se qualcuno ha sbagliato, che paghi, cioè, non è che le cose ora sono passate con una pacca sulle spalle, una rivederci grazie, no, cioè, a maggior ragione, essendo lo stadio chiuso, qualcuno avrà visto, il commissario di campo, il commissario degli arbitri, ci deve essere comunque a prescindere, quindi speriamo che qualcuno prenda le necessarie... C'è Alessandro Russo, Enzo della Gazzetta dello Sport, qui con noi ospiti in studio. Alessandro Russo che fa anche calciomercato ormai da una vita. Una domanda per il collega Vincenzo Sardo. Vai Alessandro. Ciao Vincenzo, allora tu hai parlato di questa situazione della partita della Juve Stabia, poi ci sarà adesso un finale di campionato importante e decisivo per tutti, dove ci si gioca una fetta di campionato e di soldi per tutte le squadre, non indifferente. Tra l'altro ci saranno ancora delle partite da giocare in questi stadi, la garanzia che tutto venga giocato in maniera orizzontale, no? Perché ci sono queste situazioni in Serie B dove ci sono cambi da 30.000 posti, dove sembra di fare un giro a teatro, e altre situazioni un po' più piccoline, più strette. È chiaro che però parliamo sempre di squadre che hanno delle qualità, perché poi la Juve Stabia non è che possiamo dipingerla come un'armata Brancaleone, è una squadra forte, anche lei, che si è un po' annebbiata in questa... La domanda che volevo farti, questa è la premessa, è: in questo finale di queste ultime 3 partite, la questione nervi saldi, no? Vale per la Juve Stabia, per il Cosenza, per il Perugia, per il Pescara. Chi rischia di più? Ci sono squadre, dicevo prima, come il Perugia e il Pescara, che tutto pensavano tranne che dover lottare per i play-out, a differenza del Venezia, del Cosenza, della Juve Stabia e del Trapani. Anche la Cremonese. Ecco, può essere la Cremonese, però là è lassù, c'ha 2 partite in casa, in qualche modo dovrebbe spuntarla. Secondo te questa questione emotiva dei nervi saldi è fondamentale? Chi rischia di più da questo punto di vista? Ma guarda, io ricordo delle ottime lezioni di calcio fatte da maestri. Io a Cagliari ho avuto la fortuna di poter chiacchierare con Trapattoni, con Mazzone, con Bruno Giorgi, insomma, Tabarez, signori della panchina, quindi ho avuto parecchi consigli, parecchie spiegazioni. Però su una cosa che tutti sono d'accordo, che quando la testa funziona, funzionano le gambe. Se la testa non funziona, le gambe corrono male. In più però, attenzione, in questo caso c'è un fattore nuovo che nessuno ha mai sperimentato nel calcio mondiale prima di questo 2020, il fatto che c'è stata un'interruzione di 3 mesi
abbondanti e poi una ripresa che necessariamente influisce anche sul fisico, per cui È vero. è una variabile difficilissima questa da sciogliere. Vero. Chi rischia di più? È ovvio che chi rischia di meno è quello che riesce a mantenere un briciolo di freschezza mentale e che ha le gambe che vanno un pochino meglio. Per questo prima dicevo confido in Occhiuzzi, perché praticamente da quando ha preso la squadra in mano lui, insomma, a parte degli episodi sfortunati, comunque la squadra ha risposto. Vero, è vero. È evidente che nelle situazioni dove ci sono difficoltà anche ambientali, parlo anche della Juve Stabia, tutto diventa più difficile. Senti, abbiamo un minutino. Lo stadio sarà vuoto, però giocare con quel clima non è facile. Enzo, abbiamo 30 secondi, questa finale di Serie C che si giocherà mercoledì sera alle 20:45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia tra Reggiana e Bari. Chi vincerà approderà in Serie B. Come la inquadri? 30 secondi in chiusura, grazie. Guarda, velocissimo, ti dico, è una partita davvero aperta a tutti i risultati. Ovviamente ce ne possono essere soltanto due, il pareggio non è contemplato perché se no si va ai rigori. La Reggiana è una gran bella squadra, molto quadrata, allenata benissimo da Alvini. Il Bari è forte, il Bari ha un organico che farebbe una buona figura con qualche ritocco, già così farebbe bella figura in Serie B. Di sicuro sarà una partita bella da vedere, pronostico ovviamente aperto, anche perché pur giocando a porte chiuse comunque sia un briciolo di vantaggio potrebbe averlo la Reggiana, ma il Bari ha qualità. E la vedremo su Rai Sport, mi sembra, in diretta mercoledì sera. Sì. Grazie Vincenzo, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Buon lavoro. Grazie. Ok, allora ci fanno segno che siamo sui titoli di coda, quindi siamo ai saluti e volata. Oggi dobbiamo ringraziare Nicola Binda della Gazzetta dello Sport, lo stesso Vincenzo Sardo, Corriere dello Sport, la collega della Gazzetta del Sud Claudia Berlingeri da Crotone, e grazie naturalmente a Gianluca Grazie a te, buongiorno a tutti. Gagliardi, grazie a mister, non lo so come ti devo chiamare, Gigi De Rosa, io ti chiamo solo Gigi De Rosa. Insomma. Grazie a voi. Grazie per essere intervenuto e grazie naturalmente al collega Alessandro Russo della Gazzetta dello Sport. Grazie Franco. Noi ci rivedremo allora a questo punto, c'è una novità, ce lo fanno dalla segreteria di redazione, ce lo dicono noi non lunedì ma martedì, perché il Cosenza giocherà in casa col Pisa, poi dovrà andare ad Empoli, la stessa cosa il Crotone, come diceva la collega Berlingeri, giocherà con il Livorno e poi il Frosinone, quindi martedì 28 saremo alle 15 sempre qui con replay su Teleuropa Network. Da parte di Franco Segrete è tutto, arrivederci alla prossima.